Per la prima volta Cesare Battisti, l'ex terrorista dei cosiddetti PAC, i proletari armati per il comunismo, arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso davanti al pubblico ministero di Milano di essere responsabile dei 4 omicidi per cui è stato condannato, tra cui quello del commerciante Lino Sabbadin, ucciso nel suo negozio a Santa Maria di Sala il 16 febbraio 1979. Mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari, ha detto Battisti. Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo che ha condotto l'interrogatorio, ha dichiarato che per l'ex terrorista all'epoca si trattava di guerra civile e insurrezione armata contro lo Stato, ma che adesso si rende conto della follia di quegli anni di piombo. Per Adriano Sabbadin, presente il giorno dell'assassinio di suo padre, quelle di Battisti sono scuse che arrivano troppo tardi. Sì, mi sono stupito, l'ho colta di sorpresa, mi fa piacere che abbia ammesso le sue colpe, non accetto le sue scuse, perché le poteva fare molto prima e me ne riservo, diciamo, che non sia anche una mossa, una strategia difensiva per avere qualche sconto di più. Cesare Battisti non ha comunque voluto collaborare e non ha chiamato in causa altre persone e quindi tecnicamente non è un pentito. Ha solo ritenuto di fare chiarezza dando un giudizio critico del suo passato. Non cambia niente, diciamo che è una cosa morale che ci fa piacere perché si riteneva innocente, si riteneva non responsabile e invece adesso ha dichiarato la propria responsabilità. Pensa che giustizia sarà fatta? Mi auguro.